E a proposito di repressione dei reati, la domanda di sicurezza nel Veneto orientale ha trovato una importante risposta questa mattina a Portogruaro, dove è stata inaugurata la nuova sede del commissariato di polizia. Vediamo appunto la cerimonia. Presente fra le molte personalità anche il vice capo della polizia Nicola Izzo, che ha ricordato la necessità di garantire presenza e controllo del territorio in misura maggiore, sempre maggiore, soprattutto in un periodo di crisi come questo. La nuova struttura, che si trova vicina alla stazione ferroviaria, si affianca alla nuova sede della Guardia di Finanza, si inserisce nel progetto amministrativo della Cittadella della Sicurezza, che ha visto l'avvio di una nuova fase di qualificazione di un'area strategica della città. Immagino di poter convocare entro la prima decade del mese di luglio questa riunione di tutti i sindaci del nord-est. L'annuncio del prefetto arriva quando da tempo il solco è segnato. Nord-est e territorio veneziano fragili, un fronte minato da criminalità comune e criminalità organizzata. Diventa necessario un vertice con i sindaci all'interno del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza, perché non si può abbassare la guardia dopo le ultime operazioni anticamorra, soprattutto in Veneto orientale. Questo può significare che ci sono tentativi di penetrazione, tentativi di aggressione da parte della criminalità organizzata. Un vertice che da provinciale diventerà regionale, quello che il prefetto sta organizzando per luglio, con i sindaci per lavorare sul fronte della prevenzione delle iniziative di legalità. Segnalando, denunciando episodi oscuri, dubbi o reati di cui si venga a conoscenza. Ma c'è anche l'altro fronte, l'allarme sicurezza per i reati predatori. Da ieri i carabinieri danno la caccia ai 3 rapinatori che hanno legato, imbavagliato e picchiato il gioielliere di Sandona di Piave Mario Civin nel suo negozio in centro, mandandolo all'ospedale e razziando quasi 80.000 euro di bottino. Confcommercio lancia un appello a tutti, anche commercianti e cittadini. Tenere sempre gli occhi aperti, perché se non vanno in un'attività vanno in una casa, se non vanno in una casa vanno in qualche altra parte, ma i furti, i micro, poco segnalati e anche poco denunciati sono all'ordine del giorno e creano grande tensione. Una violenza inaudita che ha scioccato il paese, già vittime di episodi simili ormai da troppo tempo. Ma questo è un territorio che però necessita sicuramente di apporti maggiori e quindi confidiamo anche in una rivisitazione di queste piante organiche, di un potenziamento che non dipende solo da quest'ora, ma dipende anche dagli organi centrali. E in attesa di potenziamenti stabili, almeno per l'estate, i rinforzi a Roma sono confermati. In arrivo quasi 200 uomini fra polizia, carabinieri e guardia di finanza per tutta la provincia. Ci consentirà di predisporre più incisivi sistemi di prevenzione, controllo del territorio e anche di repressione dei reati.